Sono trascorsi 1000 giorni dalla chiusura del viadotto Acragas e ad oggi si registrano solo chiacchiere sul futuro della struttura. A stroncare così tutti gli annunci finora fatti da parte di ANAS e dell'amministrazione comunale è Mare Amico. Il 16 marzo del 2017, scrive l'associazione ambientalista, l'ANAS ha chiuso al traffico il ponte Morandi di Agrigento, dopo la diffusione da parte di Mare Amico di immagini ritraenti alcuni piloni fortemente ammalorati e la conseguente apertura di un'indagine conoscitiva da parte del procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio. Da allora, continua Mare Amico, sono passati 1000 giorni senza che nulla sia stato fatto. Nell'abbattimento proposto da Mare Amico, dal FAI, da Vittorio Sgarbi, dal compianto Sebastiano Tusa, che avrebbe permesso di liberare la Valle dei Templi da quell'ingombrante mostro in cemento che affonda i piloni dentro il Negropoli Pezzino, né il ripristino proposto dall'ANAS, che dovrebbe costare ben 30 milioni di euro. Presto Genova avrà il suo ponte, a firma di Renzo Piano, mentre ad Agrigento solo chiacchiere. E ad intervenire sui problemi relativi ai due viadotti Acragas di Agrigento è il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Sodano, che afferma, puntando l'indice sul rispetto delle scadenze della consegna dei lavori: la manutenzione sul viadotto Acragas 2 dovrebbe concludersi entro maggio. Nessuna certezza invece sull'avvio delle opere sull'Acragas 1. Questo ponte, continua, ci ricorda quanto tutto è lento in Sicilia. Sul primo tratto si sta lavorando, c'è un'azienda che deve portare a compimento i lavori da una data di scadenza, maggio. Qualora l'azienda non finisse per maggio, bisogna rescindere il contratto.